Nonostante i vostri inviti ad abbassare il volume della musica nei locali pubblici, questo non è stato rispettato. I titolari esercenti attività di bar, pub, eccetera, hanno declinato il nostro invito bonario ad abbassare il volume dei loro strumenti, delle loro attrezzature musicali, continuando ancora ad arrecare danni e disturbando la quiete pubblica dei cittadini. Circa 20 giorni fa era stata notificata a questi signori una nota a mia firma che dolcemente, in maniera elegante, tra le righe aveva un po' il senso della diffida, in quanto io richiamavo non solo l'eventuale illecito amministrativo connesso alla mancata osservanza dei limiti in decibel o degli orari, comunque soprattutto quelli notturni, proprio per garantire il riposo delle persone, ma facevo riferimento anche ad una precisa norma del codice penale che appunto sanziona questo atteggiamento sotto il profilo appunto prettamente penalistico. Continuano a giungere lamentele dello stesso tenore. Vi posso garantire che ci stiamo adoperando per notificare soprattutto ai carabinieri, considerato l'orario in cui questa situazione si verifica, un'ordinanza sindacale del 2005 che prescrive a mezzanotte l'orario di chiusura per tutti gli esercizi commerciali, quindi siano essi bar, pub o altro. A questa affiancheremo un'altra ordinanza anche al fine di integrarla, dopo aver preso contatti anche con l'ARPA al fine di individuare il limite in decibel delle emissioni sonore, che comunicheremo immediatamente non solo al comandante della Polizia Municipale ma anche ai carabinieri, e da quel momento in poi non ci sarà più comprensione per nessuno, perché a questo punto coloro che meritano prima di tutti e prima di ogni cosa la tutela e il rispetto sono i cittadini.